magari ci vorrà più pazienza. Ecco, saluto Luca Zaia, che è il presidente della Regione Veneto. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Mi faccia fare però prima una domanda a Mario Secchi, che sta aspettando da tempo di parlare. Direttore Secchi, tu credi che cresceranno le occasioni di lavoro per i giovani? Cerchiamo di vedere il bicchiere anche un po' pieno, con l'aumento dei contratti part-time magari alla sera. Sì, o magari anche con qualcuno che si inventa imprenditore, che non sarebbe male, no? In un paese in cui la cultura di impresa pare si stia perdendo, cioè la cultura per fare il prodotto interno lordo. Io vorrei ricordare a tutti che il capitalismo ha un obiettivo, creare ricchezza, pare che tutti se lo stiano dimenticando. Secondo me Così Curzi ha inquadrato benissimo il problema, cioè io faccio l'esempio, Roma, Secchi, riposizioniamo la cornetta come l'avevamo messa la prima volta, per favore, perché abbiamo qualche difficoltà. Non so, devo trovare adesso va bene. Allora, no, dicevo, Roma. Roma è chiaro che ha bisogno, no, di orari flessibili d'apertura, aperture domenicali, una nascita continua di esercizi commerciali, non solo nelle periferie come dice qualcuno, ma se andiamo a vedere a Roma sono nati un sacco di supermercati che sono e i negozi più piccoli nel centro storico che fanno buoni affari perché c'è un forte flusso turistico. Quindi Roma funziona, quindi funzionerà anche certamente in una metropoli. Diverso è il discorso di una piccola cittadina, io su questo sono assolutamente convinto che il professore abbia ragione. Poi opportunità di lavoro, io credo anche di sì, perché è vero che in questo momento c'è la recessione economica ed è anche vero che l'esecutivo Monti ha fatto una pioggia di tasse sulla quale forse bisognava riflettere prima o quantomeno coniugarla con dei provvedimenti per lo sviluppo, ma prima o poi finirà. Non è che la recessione economica dura per i prossimi 4-5 anni, perché conosciamo bene i cicli economici, sappiamo che prima o poi ci sarà una ripresa, probabilmente non una ripresa a razzo, ma però, una ripresa lenta, stai dicendo... però ci sarà. Mettiamo avanti le cose pensando anche al futuro. Governatore Zaia. Pensare al futuro. Presidente Zaia, lei come Presidente di Regione fa parte alle regioni che sono piuttosto contrarie, mi sembra di avere capito. Guardi, noi ci siamo mossi per primi annunciando il ricorso rispetto a questa parte del decreto salvavita. In tutta sincerità io desidero però spiegare bene la nostra posizione ai cittadini, che non è quella contro la modernità. Tutti noi vorremmo uscire di casa e trovare sempre un supermercato, un negozio aperto, avere il pane a qualsiasi ora, la possibilità di avere un negozio comunque a disposizione. La verità è, mutuando anche le parole del dottor Secchi, che parallelamente a questo noi abbiamo una prima difficoltà che è quella proprio territoriale. Noi abbiamo 581 comuni che non sono delle metropoli. Il numero medio di cittadini in questi 581 Voi avete anche Venezia, Secchi parlava di Roma, ma voi avete Venezia. Certo, ma Venezia è un comune su 581 comuni, peraltro è una storia a sé stante. Naturalmente. Fa anche 150.000 presenze turistiche al giorno. La verità è che noi non possiamo pensare di applicare la liberalizzazione totale, visto considerato che fra l'altro parallelamente non ci sono neanche delle novità sul fronte del mercato del lavoro. Io continuo a trovare degli imprenditori preoccupatissimi perché qualora si liberalizzasse molti chiuderebbero perché non avrebbero le forze per tenere aperti i nostri negozi. Infatti prima che lei arrivasse abbiamo avuto proprio da Treviso la testimonianza di un imprenditore dell'abbigliamento che dice: io sto impegnando la famiglia oltre ogni limite, però più di così non posso. Ma guardi, noi siamo i territori ormai oggetto di continue visite dell'Agenzia delle Entrate, ma non hanno capito, e diceva bene il dottor Secchi, il capitalismo come obiettivo produrre ricchezza. Qualcun altro dice che quando i ricchi guadagnano i poveri lavorano. La verità qual è? La verità è che noi dobbiamo stare in un punto di equilibrio che oggi non c'è.
Non si può pensare che negozianti di comuni da 5.000, 10.000 abitanti possano affrontare una liberalizzazione totale. Quindi vi opporrete. Presidente Zaia, io la saluto perché la qualità della telefonata dal punto di vista tecnico probabilmente sta parlando con un viva voce, è stato insomma non agevolissimo capire quello che ha detto, ma abbiamo capito il concetto, abbiamo capito appunto la preoccupazione. Grazie a lei, Presidente.